saluto. Buonasera e bentrovati a Corner, ci ritroviamo come sempre a lunedì o quando comunque il Catania gioca il giorno prima, ci siamo sempre, o il martedì, ci siamo il mercoledì, se è il mercoledì della partita ci siamo il giovedì, insomma siamo sempre qui all'indomani della partita del Catania. Buonasera ad Angelo Padronera, avete già sentito. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Buonasera a Max Velotto. Buonasera a voi. Ritroviamo anche Angelo Micale. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Salutiamo la nostra Giulia. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Io vi ricordo che potete mandare i vostri messaggi al numero 342 771 2855. Tra un po' vedete il numero sovraimpressione. Allora, stasera parleremo intanto di questa partita giocata ieri dal Catania, pareggiata 0-0 sul campo del Lecco, ma non parleremo soltanto di fatti tecnici perché ci sono stati anche degli episodi poco carini e cercheremo di vederli con il supporto anche in alcuni momenti di immagini che abbiamo preparato. Però, come tradizione Corner, quando si gioca c'è la copertina e allora vediamo la copertina e dunque rivediamo il film della partita di ieri. L'emozione è tanta nel vedere le squadre che entrano in campo per questo secondo turno della fase nazionale dei playoff. Il calendario e soprattutto il sorteggio ha voluto che il Catania giocasse con il Lecco. È troppo facile parafrasare Manzoni, l'abbiamo fatto più volte oggi, ma come al solito speriamo che questa volta quel ramo dell'Amo di Como volga veramente a mezzogiorno. La palla che viene ribattuta poi dal limite dell'area di rigore, il tiro di Romani, la palla che si perde fuori. C'è il colpo di testa da parte di Konate, costretto a difendersi Dini. Attenzione, c'è Cipos all'interno dell'area di rigore, la piazza con la punta del piede Konate che fortunatamente non ci mette energia. Attenzione perché Cicerelli, l'apertura lungo all'otto di destra per Casasola, pallone messo al centro e di testa la traversa incredibile del Catania. Konate che è costretto a prova di involarsi lungo l'out di sinistra del campo, converge Konate con la sinistro, smanaccia l'estremo difensore del Catania Dini e poi una botta dalla distanza totalmente sbagliata. L'area di rigore all'ingresso per Forte che spezza praticamente il sinistro e piega le mani di Furlan. Allora il limite dell'area di rigore, tiro io, tiri tu, la girata, la respinta da parte di Furlan. Proprio in questo istante il signor Mirabella di Napoli manda le due squadre negli spogliatoi definitivamente. Risultato sullo 0-0 è il finale di una partita a tratti noiosa, diciamolo chiaramente. Un risultato incoraggiante per il Catania perché si gioca questa partita in casa davanti al suo pubblico che può avere una spinta in più, solo che alle prossime fasi non hai più il discorso dei due risultati, quindi devi cominciare a pensare a vincere, esatto, a pensare in maniera diversa, fare gol, e per fare gol devi proporre.
Allora, abbiamo rivisto nel montaggio di Ottavio Longo il match di ieri, questo pareggio 0-0 che comunque non pregiudica assolutamente, anzi Catania leggermente in vantaggio rispetto al Lecco per la gara di ritorno che si gioca mercoledì, lo ricordiamo, al Massimino con inizio alle 20:30. Questa è la partita, però prima di addentrarci in analisi che riguardano insomma, cosa è successo ieri, come è andata, perché è andata così, come mai il Catania ha tirato soltanto 2 volte in porta, ha subito qualche cosina anche da parte del Lecco e ancora una volta il portiere, insomma, rosso-azzurro ha salvato, attenzione, ha salvato almeno in 2 circostanze la situazione. Angelo, tu eri chiaramente sul campo durante la partita, ma eri fuori dal campo anche prima della partita. Se l'è scelta lui la trasferta. Se l'è scelta lui. Sono andata a cercare. Effettivamente è vero. E allora che cosa ci puoi dire di questa partita? Abbiamo anche il supporto delle immagini con il nostro Angelo Pandolfo che ha messo insieme un po' di materiale. Che un po' è anche il racconto per immagini di quello che è accaduto ieri prima della partita, prima dell'inizio della gara. E questo è il racconto di una troupe televisiva, la nostra, che parte alla volta di Lecco, è l'ambiente che troviamo prima, poche ore prima della partita. Vorrei che la gente vedesse proprio le immagini, sono state girate alcune ore prima della partita, dell'inizio della partita, situazione assolutamente tranquilla. 2 lenzuola usate con scritto tutti allo stadio, venite allo stadio, una situazione ambientale assolutamente neutra, anzi quasi distaccata, nessun presidio di polizia, nessun incontro, nessun prefiltraggio, anche perché, vedi, guardate cosa c'è invece, fuori gioco al razzismo, e questa è una delle cose che poi ci racconteremo nel corso di questo breve racconto, ovviamente al netto degli episodi che sono accaduti prima dell'inizio della partita. E queste invece non sono soltanto immagini in esclusiva che abbiamo girato con ovviamente la bravura e la competenza del nostro staff tecnico guidato da Angelo Pandolfo, ma è anche la sensazione di quello che c'era all'interno della città. Striscioni, bandiere rosso-azzurre, nulla che lasciava presagire quello che sarebbe accaduto a distanza di un paio d'ore prima dell'inizio della partita. Questa è un'area, Michele, che è quella a ridosso del tracciato che i tifosi devono seguire per arrivare allo stadio, e in questo tracciato ci sono, chiamiamoli così, i covi degli ultra del Lecco, o quantomeno i punti di ritrovo, un bar molto famoso dove si incontra la tifoseria più agguerrita del Lecco, e ci sono anche i percorsi che ti conducono all'area di parcheggio delle autovetture e dei pulmini che provenivano per le tifoserie ospiti. Do un dato oggettivo, e su questo non è una sensazione, ma che vi fosse un'avvisaglia di infiltrazioni di ultra provenienti dal nord Italia che potessero avvicinarsi a quelli del Lecco, non lo diciamo, ma ascoltami Ale, non lo diciamo noi, non sappiamo l'ubicazione territoriale, sì, possiamo dire... Ti assicuro che erano di Varese. D'accordo, possiamo ritenere Varese, possiamo dire Bergamo, possiamo dire qualunque parte d'Italia, però non è una sensazione che abbiamo avuto dopo, lo sapeva l'osservatorio prima della messa in vendita dei biglietti, perché la partita era la vendita dei biglietti per i tifosi del Lecco, quindi non del Catania, era stata vietata ai non residenti a Lecco e a Sondrio. Un allarme quindi di infiltrazioni provenienti da altri settori deviati della tifoseria ultra c'era stato nell'osservatorio. La sensazione di avere visto le forze di polizia che fortunatamente hanno poi successivamente presidiato e garantito a tutti quanti la tranquillità all'interno dello stadio fa praticamente da contrappeso a quello che invece è avvenuto prima di questo inizio di questa partita, perché quelle forze di polizia arrivano lì intorno alle 18:30, non quindi quando erano già in transito i tifosi del Catania, molti di questi erano già all'interno dello stadio.
Molti di questi, Angelo, scusami, No, però- neanche sapevano dove dovevano andare. Cioè, arrivati a Lecco non c'è stato nessun prefiltraggio con delle indicazioni o con una scorta. Però Alessandro, non voglio interromperti, soltanto per tacere tutti quanti e farvi sentire qual è stata l'accoglienza che invece hanno avuto i giocatori del Catania. Buonasera, riusciamo a non Sentite, vedete anche l'audio che arriva da Giuseppe questo. Sapienza dice non reaggiamo. Esattamente, ma adesso sentiremo anche altro. Guarda il Catania che è arrivata un'ora prima del previsto, dell'orario previsto, proprio per arrivare con la luce del sole. E lì l'accoglienza adesso Insomma, non era un clima tranquillo, Allora, questo è l'arrivo della squadra. Stiamo parlando di quasi 2 ore e mezza prima dell'inizio della partita. Evidentemente all'interno già dello stadio vi erano delle persone che ha atteso l'arrivo della squadra all'imbocco del percorso che la squadra doveva effettuare per arrivare all'interno degli spogliatoi. In tutto questo clima si innestano poi quei tafferugli sui quali c'è anche una doppia versione, ma non dobbiamo andare a dire se e chi. I fatti sono accaduti, sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti quanti. Le notizie che abbiamo raccolto sui luoghi raccontano un dato oggettivo, l'allarme per infiltrazioni che potevano provenire da Varese piuttosto che da Bergamo. Di contro c'è una controversione che può essere quella relativa al fatto che c'erano tra i tifosi del Catania anche tifosi napoletani o di altre zone. Fatto sta che i fatti avvengono, i tafferugli, gli scontri sono accaduti, persone vanno in ospedale e questo ovviamente diventerà una tara importantissima se il Catania dovesse proseguire questo cammino, perché io sono assolutamente convinto che da questo momento in poi scatterà il divieto di trasferta per tutti i tifosi del Catania. Allora, Padana, hai raccontato tutto. Peraltro, ovviamente, mercoledì non ci saranno tifosi del Lecco a Catania. Questo è chiaro, lo sappiamo Perché sicuro. in teoria, per reciprocità, i tifosi del Catania sono andati a Lecco, poteva valere il contrario, alla luce di quello che è accaduto. Nulla di tutto questo. Un secondo, Angelo, per dire che ad oggi restano disponibili in prevendita circa 300 biglietti, già esaurite le curve, la tribuna B, restano circa 300 biglietti di tribuna A o Elite per andare verso il tutto esaurito. Questa è una cosa importante. Volevo sentire Angelo Micale su quanto accaduto nel pre-partita, poi dopo penseremo alla partita. Allora, io personalmente non ho ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, abbiamo sentito la ricostruzione fatta da Patanè. Mi sembra inutile dare qualsiasi tipo di giudizio. Una cosa è certa: i tifosi del Catania una trasferta la faranno probabilmente nel prossimo millennio. Cioè, su questo non ho dubbi, credo che saranno inflessibili da questo punto di vista, perché è bastata la prima volta in cui è stata liberata la trasferta. Per colpa di chi? Questo naturalmente lo stabiliranno poi le forze dell'ordine quando faranno la ricostruzione, ma una cosa è certa: di trasferte niente più per i tifosi del Catania. Max, Però non mi sembra nemmeno una cosa giusta, perdonatemi, perché voglio dire, cioè, al di là dei precedenti che può avere la tifoseria del Catania, che sono ben noti, però mi sembra, cioè, in situazioni del genere bisognerebbe rilevare le responsabilità dirette di chi ha causato questo. Poi se c'è una reazione da parte, perché a questo punto qua non è che te togli tutte le trasferte al Catania da qui al prossimo millennio. A questo punto qua secondo me questa è stata un'istigazione proprio per strumentalizzare per l'ennesima volta i tifosi, l'atteggiamento dei tifosi del Catania. A questo punto qua io proibirei anche a Lecco
fino a quando non verrà ridata la possibilità ai tifosi del Catania di riandare in trasferta, io applicherei lo stesso divieto anche ai tifosi del Lecco, perché non è perché il Lecco non è mai successo niente, una volta succede qualcosa gli sospendono le trasferte per 2 partite, Guarda, perché ma questo guarda, qua Max, che- è stato fatto. Io sono convinto, ci ragionavo ieri, questo atteggiamento da parte dei tifosi del Lecco è stato appositamente studiato a tavolino per far sì che i tifosi del Catania, tra virgolette, non condannano ogni tipo di violenza, però sicuri che avrebbero reagito, e nella loro reazione purtroppo pagheranno di nuovo per tanti anni i tifosi del Catania. Però torno a ripetere, siccome questa è un'istigazione che ha prodotto quello che ha prodotto, a questo punto qui io la stessa sanzione la produrrei anche contro il Lecco, contro i tifosi del Lecco. Secondo me è abbiamo per equità. 40 anni di trasferte in questo tavolo, se le sommiamo abbiamo qualche millennio di trasferte che abbiamo fatto un po' tutti quanti, tu per il tuo lavoro. Ma io, quando ci sono partite di questo genere, arriviamo sulle città, sui posti dove si giocano le partite e già troviamo comunque i presidi. Io a Catania vedo sempre i presidi. Percorso preferenziale per i tifosi ospiti, l'ingresso tifosi ospiti. I presidi della polizia a Catania che al casello, a San Gregorio, anzi a volte anche all'autogrill di San Gregorio, già il primo presidio, poi il secondo, poi il terzo. Adesso le immagini che abbiamo dato in esclusiva, che sono quelle che raccontano qualche ora prima dell'inizio della partita nei pressi dello stadio, è quella che è l'atmosfera che si viveva a Lecco città, con l'incontro di quei tifosi sani da una parte e dall'altra, tifosi del Catania che potevano sventolare le bandiere del Catania nel centro storico, tifosi del Lecco che ovviamente di tutto in quel momento si stavano interessando fuorché della partita. C'era un mercatino, c'era la bella domenica, la gente passeggiava, andava a vogare, c'erano i cigni nel lago, c'era davvero tutto un ambiente che tutto poteva lasciar trapelare, e poi le lenzuola, per dire, tutti allo stadio, quindi per comprendere che tipo di interesse potesse suscitare questa partita. Apposta dico, secondo me è stata studiata a tavolino, perché la domanda che ti pongo ed è una provocazione, è: tutto questo poteva essere evitato? Assolutamente sì. Ecco, perfetto. Non è una allora questo ti dà la provocazione. dimostrazione del perché i tifosi del Catania non vanno in trasferta, perché io capisco che non sono capace ad organizzare un sistema di sicurezza che accompagni i tifosi del Catania, che hanno tutto il diritto di vedere la propria squadra in trasferta. Qua, in una situazione che ti hai raccontato in maniera perfetta, dove si poteva soltanto decidere un percorso preferenziale per i tifosi ospiti, presenziare i punti rischiosi. La polizia locale, la Digos, conosce quali potevano essere i punti nevralgici e dove, e poi la Digos, io non torno a ripetere, non voglio entrare in merito al lavoro di nessuno, però che non sappiano, attraverso le loro cellule di informazione, non sapevano che si stava preparando un qualcosa, un agguato e quant'altro. Sinceramente a me questa cosa sinceramente mi fa rabbia, perché molti tifosi del Catania sono andati là. Non è una tua sensazione. Ci dobbiamo fermare, Angelo. Non è una tua sensazione, vi è un dato oggettivo. Proprio per questo abbiamo cominciato con questo ragionamento: divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori del Lecco che non fossero residenti a Lecco o a Sondrio. Sta a significare che i rumors di interessi esterni alla partita di calcio, di tifosi sotto forma di tifosi del Lecco provenienti da altre province o da altre città, c'era tutto. Allora, adesso fra poco andiamo dalla nostra Giulia, ci fermiamo, prima sosta e dopo riprendiamo e cerchiamo di parlare di calcio. Parleremo della partita di ieri, ci proiettiamo anche sulla partita di mercoledì. A fra pochissimo. Allora, torniamo di nuovo insieme, corner, andiamo subito da Giulia. E a proposito di quanto parlato, scrivono: di riffa o di raffa, quando facciamo trasferte arrivano sempre i guai. Saranno coincidenze, ma perché ai palermitani questo non capita? E poi, perché il Catania non gioca con 2 punte? Domanda per il direttore Micale. E... Questo più che a me dovete chiederlo a Toscano. Cioè, io personalmente mi piacerebbe tanto che Catania giocasse con 2 punte, però... Diceva Guccini: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Non capisco perché Toscano non fa giocare dall'inizio Jimenez, che è il miglior giocatore del Catania, scrive Vito. Chissà che mercoledì non accada.
Chissà, i gol, servono i gol, le reti, le vittorie. Se il Catania gioca cullandosi di essere testa di serie rischiamo veramente di grosso, scrive Piero. Poi una domanda per Patanè. Per vincere i playoff, secondo te occorre avere un forte attacco oppure una forte difesa? Devi fare una forte difesa e fare un gol in più dell'avversario. In realtà la domanda non è tanto peregrina, perché il Catania non è una squadra gollifera, ma una squadra che ha un impianto difensivo finora tra i migliori di questa categoria. Non basta fare tanti gol, ne basta uno, ma sarà ragionamento di questo tavolo nell'arco di questa trasmissione spiegare perché abbiamo ancora difficoltà ataviche, strutturali nel trovare più di un gol o tanti gol durante la partita. Allora, Mi fermo Giulia, qui? ci fermiamo qui per il momento, adesso invece io vorrei parlare insomma, Ma di i quello risultati li vogliamo vedere? cominciamo a parlare di calcio giocato, Cos'è no? successo ieri? E vediamo un attimo cos'è che ci ha riservato questo turno d'andata dei quarti di finale dei playoff. Eccolo qui. Allora, ci dice che il Brescia ha vinto 3-0. Ha già messo un piede in semifinale, anzi un piede e mezzo. La Salernitana ha messo del suo. Un piede. 2-0. Anche un piede e mezzo. Questo diciamo che è la parte alta del tabellone, chiamiamola così. Nella parte bassa del tabellone, due risultati a occhiali, si diceva una volta. Ci hanno messo un alluce in questo caso l'Ascoli e il Catania. Il fatto più rilevante è che l'Ascoli con Gori ha sbagliato un calcio di rigore a Potenza, quindi diciamo, l'Ascoli è la squadra tra le 4 che è andata più vicina alla marcatura. Possiamo dire che sulla vittoria del Brescia a Casarano, magari non con quell'entità di punteggio, ma era una cosa abbastanza prevedibile, perché il Casarano ovviamente con quell'ennesima impresa del turno precedente ha esaurito secondo me proprio il serbatoio. Sì. La vittoria della Salernitana ci conferma che la Salernitana in questi playoff è entrata con la testa giusta e con la quadra tattica che Cosmi ha trovato, perché ricordiamoci che era una Salernitana costruita su Capomaggio, su Ascic, su giocatori che poi Cosmi a un certo punto ha, non dico messo da parte, ma li ha esclusi dalla titolarità di ruolo. Ha trovato una compattezza a centrocampo, ha recuperato Cabianca a destra, che è un giocatore sicuramente importante, e poi mister Lescano da gennaio a oggi ha fatto 10 gol, ragazzi, in mezza stagione ha fatto più gol del capocannoniere del Catania in tutto il campionato. Questo per capire anche quanto può essere, appunto, quanto può essere importante. È un terzino sinistro che si ritrovano. Villa c'era prima, Anastasio è stato sicuramente un fattore in questi playoff. La storia è che i giocatori del Catania, vedi Chiricò, vedi Anastasio, trovano dimensioni migliori tali da poterli esaltare. Abbiamo parlato tante volte di un Chiricò giocatore finito, giocatore ormai da mettere davanti a una bella tavola bandita. Invece cosa si è fatto? Tutto il campionato, tutte le partite dei playoff, è diventato capocannoniere, continua a giocare, certo ovviamente la benzina, l'età l'ha fatto esaurire, però è un giocatore che ancora ieri ci ha provato su un calcio di punizione. Di contro noi regaliamo giocatori, consegniamo giocatori alle squadre avversarie come Anastasio, che a Salerno stanno facendo la differenza. Ora, durante la stagione, se avessi fatto un sondaggio a Salerno, vuoi cedere Anastasio a gennaio? 99% sì. Se avessi fatto tu un sondaggio chiedendo ovviamente la testa di un allenatore che aveva ragione sulla scelta degli uomini e sulla scelta dei giocatori, che è stato invece esonerato, ovviamente il calcio è una situazione a volte umorale, che però trova poi alla fine una quadra importante. Anastasio come inglese era un fedelissimo di Daniele Faggiano e con Faggiano è andato con lui a Salerno, quindi anche queste dinamiche dobbiamo considerare. Venendo alla parte bassa del tabellone, quella che ci riguarda più da vicino, restando sui risultati, l'analisi che possiamo fare su Potenza Ascoli, perché ricordiamoci che dall'otto di partite della parte bassa del teleschermo uscirà la semifinalista, quindi la vincente tra Lecco e Catania affronterà la vincente tra Potenza e Ascoli. Potenza Ascoli, devo dire che avendo registrato la partita, avendola poi vista con calma, sicuramente posso dire che l'Ascoli da un punto di vista qualitativo ha espresso un gioco migliore di quello del Catania a Lecco, senza ombra di dubbio.
però da un punto di vista proprio della finalizzazione, gli ultimi 20 metri, non ha dato l'impressione di essere quella squadra fuori categoria che magari nei favori del pronostico prima dei playoff si pensava di poter attribuire all'Ascoli come favorita indiscussa della vittoria di questi playoff. Quindi è una squadra forte, sicuramente organizzata, con un ottimo allenatore come Tomei, delle individualità di spicco, però nella prima gara, che sicuramente ha un peso, perché ricordiamoci le seconde stanno 20 giorni ferme, senza partite ufficiali, e trovano squadre che hanno fatto chi 3, chi 4, chi 2 partite, quindi hanno sicuramente un ritmo gara differente. Quindi l'Ascoli nella valutazione complessiva è una squadra forte, ma è una squadra alla portata. Ok, questo che sia chiaro, perché magari già ci si fa il ragionamento, sì, ok, immaginiamo di superare il turno con Lecco, poi eventualmente tutti pensano ci sarà la sfida con l'Ascoli. Non mi sembra una sfida improba, ok? Questo è il mio pensiero. Posso guardare la schermata per dirti invece la mia molto rapidamente. La schermata ci dice che nella parte alta situazioni dove ci abbastanza delineate, hanno già una partita, quella di ritorno, sia la Salernitana che il Brescia, dove possono andare, non ti dico con l'infradito, ma quasi. Il Brescia sì, la Salernitana no. Fammi finire, no, non te lo lascio dire. Il Brescia in casa, la Salernitana va a Ravenna, è diverso. Alessandro, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una domanda secca. Fammi finire. Nell'eventuale semifinale, ma dove vuoi andare? Io aspetta, ci sto per arrivare. Ora Dai, non iniziamo. Ora, questo te lo dico perché Io posso dire una cosa. Io il suggerimento l'avevo mandato a Gagliano, ma lui non l'ha letto. Mandatelo a quel paese. Prima di andare a quel paese, no, mi devi rispondere secco. Dove vuoi andare? Io vorrei ritornare a Potenza perché mi sono trovato bene a Potenza. Non mi piace il campo di Potenza, è più comodo, ma probabilmente è uno stadio che conosciamo, è una situazione che non ci ha portato benissimo. Ovviamente la testa mi dice Ascoli. Registrate questo frame di trasmissione, poi giovedì ne riparliamo. La testa mi dice Ascoli, ma la cosa più così che viene fuori, Alessandro, è che nelle 4 partite che abbiamo analizzato, quella del Catania è quella dove si è tirato di meno in porta e dove il Catania ha sicuramente sofferto di più la condizione dell'avversario, di più nel senso che mi aspetto da Lecco Catania, al netto del fatto che era la prima partita e quindi il rodaggio ancora doveva avvenire con tutte le insidie della prima partita, mi aspetto che il Catania possa vincerla quella partita, perché il Catania di un mese fa questa partita la perdeva. Sì, vabbè, cosa mi stai volendo raccontare? Ti sto volendo dire che secondo me una base di nessuna sviorinata. Allora, sto dicendo che una base di solidità questa squadra l'ha ritrovata. Ascoltami, poi adesso, che abbia fatto non il massimo in fase offensiva, siamo perfettamente d'accordo, ma la solidità e la coesione in campo ieri si è vista. Nell'ultima parte della stagione regolare nulla di tutto questo. Se la cartina di tornasole è il disastro che il Catania Calcio si è creato in casa un mese fa, e allora meritiamo la retrocessione. Fatta questa premessa, non meritiamo neanche andare ai playoff, no, perché quell'intervallo di tempo coincide con una prestazione della squadra Catania da play-out, o quantomeno da salvezza, punto. Allora, di tutte le squadre, io penso che Lecco sia stata quella che consentiva al Catania di avere un vantaggio in più rispetto alle altre che sono state sorteggiate. Era probabilmente la migliore soluzione. Facciamo attenzione a quello che accade mercoledì, perché il Lecco ritroverà 2 giocatori importanti che ieri non c'erano. Metrica e Duca. E sono 2 giocatori fondamentali. Il Catania deve valutare la partita per quella che deve, fare attenzione alla gestione. Non può gestire, Angelo. La stessa. Se tu scendi in campo con l'idea di gestire, la perdi. E allora ti dico, il Catania deve giocare per vincere e deve mettere subito il risultato. Ti dico quello che farà il Lecco mercoledì. Se glielo consente di fare il Catania, perfetto. Dipende da quello. Il Lecco starà un'ora di partita aspettando il Catania, dopodiché si gioca, se tutto gli va bene al Lecco, si gioca l'ultima mezz'ora a testa e croce. Se il Catania gioca la prima mezz'ora da Catania, gli fa 2 gol al Lecco. Benissimo, allora ci fermiamo qui, vi devo interrompere perché dobbiamo fare la pubblicità, dopodiché ripartiamo con i messaggi da casa
e cominceremo a vedere anche qualche altra grafica, ma soprattutto abbiamo qualche episodio anche da vedere, poca roba perché ieri la partita non ha offerto, diciamo, delle grandi episodi oppure polemiche, discussioni, controversie, non ce ne sono state. Segno che la partita è stata comunque ordinaria, direi così, se non soporifera in alcuni momenti. In alcuni momenti sì, ha ragione Angelo. Passatemi il termine. Giusto. Pubblicità fra pochissimo. Serata piuttosto movimentata, Patanè e Bagliasindi stasera non sono proprio in linea, non ne posso più. Non ne puoi più. Siamo in due, ci tolleriamo a stento. A stento, quasi sta partendo qui una causa di divorzio fra poco. Mi ha dato del pettegolo la settimana scorsa, però avevo indovinato. State calmi, io ti ho chiesto dove vuoi andare, non ti ho detto vuoi andare a Lecco. Perché sapevi? Basta, finitela. Capito. Ok, devo leggere per forza questo messaggio. Dottore Micale, ma lei non si sente in colpa per aver distrutto un uomo come Galliano lasciando in eredità Patanè? Questa mi tira delle battute, però non posso esagerare. Non puoi esagerare. Non posso esagerare. Gli hanno dato l'incentivo però a Gagliano, in busta paga c'è l'indennità Patanè. Indennità di tolli. Poi Ren 64, ottimo Catania, dopo un riposo di 20 giorni e connessi infortunati, meglio di così non poteva andare. Mercoledì però la musica cambia. Poi ancora una domanda per lo studio, ma credo che già avete risposto. Vedendo giocare il Catania ieri sera, pensate che sia una squadra capace di superare le ostilità per salire in Serie B? Sì. Sì, ecco. Sì, perché in realtà la risposta è sì. Dobbiamo essere, da questo momento in poi, pensare che abbiamo 5 partite teoriche da dover andare a fare, non si può cambiare l'idea di gioco del Catania, non si può cambiare Toscano, non si può cambiare... momento degli esperimenti. E allora non si possono fare. Sappiamo che i playoff sono una situazione dove tutti quanti dobbiamo remare dalla stessa parte, è inutile che stiamo a raccontarci magari la partita realmente soporifera o il Catania che non riempie con densità l'area avversaria. Dobbiamo solo sperare e pensare che questa squadra possa, guardando tutte le altre partite, competere con qualunque altra squadra. Abbiamo un valore aggiunto, vero, ce l'hanno anche altre squadre come la Salernitana, come il Brescia, come l'Ascoli. Abbiamo il valore aggiunto di uno stadio straordinario. Avevamo il valore aggiunto di una tifoseria, ieri 1200 persone, Angelo, ma quante volte l'avrai visto tu, quante volte te lo ricordi nelle tue cuffie gigantesche? Questa non è una novità. Straordinario. Ieri hanno annichilito i tifosi che venivano a vedere la partita per il piacere di andarla a venire a vedere, a tifare. Hanno dato uno spettacolo sotto un punto di vista di tifoseria, di decibel, di suono, di carica. Vi posso fare vedere una cosa, ne approfitto, forse adesso faccio fare un salto mortale alla regia, però vi faccio vedere l'ingresso in campo del Catania al momento dell'allenamento, cioè del riscaldamento pre-partita. Allora Angelo Vandoffo è preparato, guarda. Si è preparato. Sentite, silenzio, guardate un po'. Eccolo. Sentite. Alziamo l'audio. Però Concessa fa un po' di fatti. Allora, vedete le immagini sono anche sporche, nel senso che non le abbiamo montate così come sono state riprese. Perché questo è il valore aggiunto che ha questa squadra, però devi anche tirare in porta per vincere. Allora, ricordiamo quello che abbiamo detto inizio trasmissione, disponibili circa 300 biglietti di tribuna A, per il resto il Massino è già esaurito. Mi chiedono e ci chiedono da casa. Sì, esatto, perché è una domanda che è ricorrente. Se per caso si potesse aprire il settore ospiti per i tifosi, visto assolutamente che no. Ok, no. Quindi abbiamo risolto anche questo quesito. Si va verso le 19.000 presenze, perché il settore ospiti è circa 1.200 posti, la capienza del Massino è 20.200, quindi siamo sui 19.000 spettatori previsti per mercoledì. Allora, Alessandro, vediamo un'altra grafica e poi dopo facciamo un salto alle immagini, facciamo vedere qualche cosina per pesare il sorteggio andiamo a avere il ranking delle partecipanti che sono rimaste in lizza, per capire che
la pesca migliore l'ha fatta il Brescia col Casarano, che da ranking è 20ª. Poi il Catania ha pescato il Lecco, che in questo ranking è la penultima, e poi insomma Ascoli Potenza, anche qui devo dire potenzialmente un sorteggio favorevole per l'Ascoli. Il confronto col più alto coefficiente di difficoltà è quello tra Ravenna e Salernitana a conti fatti, no? Però è chiaro che alla luce dei risultati che abbiamo letto prima sono quelle più in bilico Potenza Ascoli e Lecco Catania come sfide in vista di mercoledì. Qui io credo che sarà molto importante il fattore stanchezza, che potrebbe andare a suonare il campanello d'allarme in casa Lecco ma anche in casa Potenza. Anzi, addirittura il Lecco ha fatto una partita in più del Potenza, perché il Lecco è arrivato quarto, il Potenza è entrato direttamente al primo turno nazionale come vincitrice della Coppa Italia. È chiaro che il Lecco, al di là delle individualità, alcune diciamo non trascurabili, arriva al Massimino già insomma in riserva come serbatoio. Sì. Ma perché tu preferisci incontrare il Potenza e non l'Ascoli? Assolutamente. Ecco. Sto dicendo quello che oggi il sorteggio ha messo di fronte. Una volta tanto dico il Catania dal sorteggio non ha avuto esattamente un sorteggio sfavorevole, La terza età non solo aiuta, non solo per l'abbinamento di questo turno, ma anche per la prospettiva eventuale delle semifinali e dell'eventuale finale con ritorno in casa, Allora, che non è una cosa vediamo- di poco conto. Possiamo vedere il tabellone? Diciamo la cosa, ecco, Rivediamolo con nel onestà, tabellone, onestà così anche intellettuale. contestualizziamo quello che abbiamo appena detto. Tabellone- Cioè Fabio Pecchia, che è colui che ha estratto i Quello bussolotti, al quale ti sei, esatto, ovviamente, gli ho chiesto insomma di comportarsi bene ed è stato di parola. Esatto, è stato di parola. Questo è il tabellone proprio messo in ordine. La gara 1 da tabellone è Brescia-Casarano, a destra vedete il punteggio della gara d'andata. La gara 2 del tabellone è Ravenna-Salernitana, già queste le vediamo nella prospettiva del ritorno di mercoledì. Gara 3 Ascoli-Potenza, gara 4 Catania-Lecco. Guardate sotto, semifinali 24 e 27 maggio, quindi domenica, mercoledì. La semifinale A sarà tra la vincente della gara 2, Ravenna-Salernitana, contro la vincente della gara 1, Brescia-Casarano, col ritorno in casa della vincente di gara 1, quindi diciamo il Brescia. Quindi nell'eventualità che la semifinale sia Salernitana a Brescia, all'andata alla Rechi e al ritorno a Rigamonti a Brescia. Per l'altra semifinale, la semifinale B, la vincente della gara 3, cioè tra Ascoli e Potenza, affronterà la vincente della gara 4, Catania-Lecco. Anche in questo caso la vincente della gara 3 giocherà in casa l'andata, quindi o Ascoli o Potenza, e la vincente della gara 4, quindi o Catania o Lecco, giocherà il ritorno in casa. Ale, hai la bravura. Aspetta, No. la finale, e poi mi taccio, 2-7 giugno, la vincente della semifinale A, cioè quella che abbiamo ipotizzato prima, Salernitana-Brescia, giocherebbe in casa l'andata della finale. La vincente della semifinale B, Potenza-Ascoli, Lecco-Catania, per dirla tutta, giocherebbe il ritorno della finale in casa. Allora, Ok? per dirla breve, sei un tecnico straordinario, ma hai fatto venire il mal di testa magari Michele. No, vabbè, questo era semplice, La storia. Io non ho detto neanche una parola, però- cioè, nel senso che No, l'unica Michele, cosa tra che dico l'altro, io è mi ha anche semplicemente mandato un questo. messaggino dopo i sorteggi perché- che annuiva su queste Io ho detto è combinazioni. andata di lusso, poi Esatto. per il resto E allora solo questo ho bisogna detto. essere onesti e dire la cosa in maniera semplice: meglio di così al Catania non poteva andare. Sì, però il Catania però non deve passare questo turno, cioè non è il senso che no, meglio di così non può andare, però non deve Abbiamo passare. fatto dei ragionamenti così, in linea a bocce tabellare, in linea teorica, quando tu leggi un libro e dici meglio di così non poteva finire. Adesso, Teoricamente è perfetto, bisogna metterlo in pratica. è una situazione straordinaria perché il Catania, se supera i turni, se va avanti, avrebbe sempre il vantaggio di giocare le seconde partite, cioè le partite decisive, in casa. E ricordiamoci che in semifinale e in finale non c'è più nessun tipo di vantaggio, testa di serie, non testa di serie. E allora? Al termine dei 180 minuti andata e ritorno, in caso di parità, differenza reti uguale, andata e ritorno, supplementari e calci rigori rigori. che si disputano nello stadio Dove si gioca la partita di ritorno. Ok, Cioè, chiaro.
ipotizziamo, pensiamo Catania e pensiamo che tutto questo potrebbe svolgersi a Catania. Dipende da quello che succede. Lo so, Angelo, lo so. Restiamo con i piedi per terra. Ma difatti vi ho detto e continuo a dire, adesso non dobbiamo più pensare a come ha giocato il Catania, a quello che... Noi dobbiamo pensare, avere un obiettivo, e in questo momento l'obiettivo è pensare partita dopo partita, sapendo una sola cosa importante, che da questo momento in poi dipende da noi, ma ci aiuta per una volta l'idea di un cartellone che ci potrà mettere sempre nelle condizioni migliori nel momento di giocare la partita di ritorno. Direi di rivedere un'altra volta il cartellone. Ecco, lo stiamo vedendo, guarda. Rifacciamo il ragionamento, perché ancora non è chiaro. No, vabbè, il ragionamento Lo è rimando chiarissimo. per la differita. Lo facciamo la differenza, che stasera però venendo un po' più tardi, perché c'è la ma lo partita rimando. dopo di noi. Vi aspetto, Allora, io inserti prima in di più. andare in pubblicità, se siete d'accordo, abbiamo una cinquantina di secondi di Toscano, il Toscano pensiero ieri a fine partita. 50 secondi, vediamo che cosa ha detto Toscano, lo prepariamo dalla regia così non andiamo in contropiede rispetto a quello che stavamo dicendo e facendo. Capisco che in questo momento sono in difficoltà. Ma loro sono bravi, vanno in progress, sanno che noi non guardiamo mai. Lo so. Vediamo, Toscano. I ragazzi sono sul pezzo, sono concentrati, hanno ritrovato feeling tra di loro, hanno ritrovato certezze, bisogna qualche dettaglio limarlo e migliorarlo, però l'applicazione e la disponibilità dei ragazzi è alta. Dobbiamo pensare al nostro turno mercoledì e non guardare il tabellone, perché ripeto, passare il primo turno è fondamentale, poi penseremo all'altro, però concentriamoci e stiamo sul pezzo sulla partita di mercoledì, anche perché abbiamo pochi giorni per prepararla. L'abbiamo conosciuto il Lecco perché l'avevamo visto solo in TV e in video, oggi sappiamo che è una squadra, oggi le squadre che incontri tutte di un certo livello e oggi il Lecco l'ha dimostrato, quindi belli attenti, belli concentrati e fare la nostra partita. Dare anche una replica di Toscano. No, però ha detto una cosa importante Toscano, stasera non guardiamo e non pensiamo al tabellone, quindi a proposito di quello che diceva. Anche questo, perché questo non c'è il playoff. Esattamente. Ma tutto il resto è allora, ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme. Ma secondo te cambia formazione, visti mercoledì? Secondo me qualcosa sì. Fra Io pochissimo. penso o 2 o 3 cambi. Qualcosina ci sarà. Assolutamente sì. Fra poco Allora, lo lo scopriremo. spieghiamo meglio. Ci fermiamo qualche momento, restate con noi. È impossibile stare zitti anche durante la sosta, è impossibile. Michele, cosa volevi dire? Di vedere il tabellone. Cioè. No, allora l'abbiamo già visto abbastanza, l'abbiamo già raccontato. Però stavolta lo spieghi tu, Angelo. Facciamo così. Averlo è un valore aggiunto, Michele, cioè Sì. è così anche da fermo, un po' come Ramando Ianello, non te l'aspetti ma lo guardi, no, ti ricordi com'era Ma perché lui ti conosce quella molto freddura, bene esatto, e conosce tutti noi molto esatto. bene e quindi sa quando intervenire, come intervenire e perché intervenire. E con chi intervenire. E infatti, soprattutto con chi intervenire. l'idea di Questa è ora la cosa è importante. rivediamo il Allora, tabellone. adesso Posso noi... dire una cosa? Sì, come no? Non mi dire di rivedere il tabellone perché non possiamo rivedere. No. Un'indicazione che può tornare utile. Sì. Voi sapete che le prestazioni dei calciatori del Catania vengono monitorate con un GPS. Sì. I valori che emergono dalla partita di ieri ci portano a una parametrazione con il livello atletico che questa squadra aveva tra novembre e dicembre, cioè il momento migliore della stagione del Catania. Perché è una preparazione questa mirata per i playoff che è iniziata qualche settimana prima della conclusione della stagione regolare, è stata poi finalizzata nel corso del ritiro a Veronello e i dati che emergono dal GPS ci dicono che questo picco da un punto di vista atletico è quasi stato raggiunto, quindi questo è un dato molto importante. Io vorrei vedere il picco del GPS ma anche il picco dei tiri in porta. Anche il Io ti picco sto è- parlando della parte atletica, tu parli della parte tecnica. Allora, noi non parlo, Ok. io parlo della parte di finalizzazione, perché se finora possiamo ragionare su due risultati... Quello è un tipo- fatto tecnico anche. E lì è un fatto tecnico, ma vedere... Lì è un fatto di situazioni codificate, di ricerca del terzo uomo. So che non si possono ci cambiare sono certe delle dinamiche. cose che secondo me il campo di Lecco
pessimo, terreno di gioco pessimo. Insomma sì, brutto. Pessimo, non da 3 passaggi consecutivi fatti bene. Queste sono le immagini dell'amichevole con Santa Venerina. Sì, insomma, l'entusiasmo del Massimino. Allenamento congiunto. Allenamento congiunto, esatto. Tecnicamente non è stata una amichevole. Io mi riservo di esprimere un giudizio più compiuto sulla parte tecnica di finalizzazione, anche della fase di finalizzazione della squadra, sulla partita di mercoledì in un campo, diciamo, molto più regolare da un punto di vista dei rimbalzi e delle misure rispetto al campo di Lecco. Voglio poi riparlarne giovedì sera. Torniamo a un ragionamento di base. Sappiamo di avere una squadra che ha una grande solidità difensiva, sappiamo di avere una squadra che ha gravi difficoltà nel mettere il pallone in fondo alla rete. Questa è la verità, ma non è una verità che riguarda i playoff, è una verità che riguarda l'andamento di questo campionato. Se avessimo avuto la fortuna di avere una squadra tanto forte in difesa quanto in attacco, avremmo superato il Benevento già nel girone d'andata, avremmo vinto il campionato. Questo non è accaduto e questo non c'è, e probabilmente per cambiare questa inerzia ci vorrà ancora dell'altro tempo. No, prendiamoci quello. Ci vuole l'esplosione degli attaccanti. Prendiamoci. Forte ieri mi è piaciuto. Forte è stato straordinario. Caturano secondo me lascerà un segno su questi playoff. Deve fare così. Lo stesso dicasi per Rolfini, che viene segnalato in condizioni molto positive. Mettiamo gli attaccanti nelle condizioni. Non voglio di avere interrompere più palloni da giocare. la vostra discussione quasi personale, però adesso io vorrei far vedere questi 4 episodi un attimo, perché li abbiamo preparati con Max. Sono 4 ammonizioni. Sì, vorrei fare subito una premessa. Abbiamo, come hai detto te, non c'è stato nulla di particolare in questa partita, episodi particolari oppure richiami all'on-field review, non ci sono stati, a parte del VAR, in campo decisioni che secondo me sono andate in linea un po' con quella che è stato l'andamento della gara, come hai detto te, un pochettino soporifera in alcuni momenti. Quindi diciamo che nel complesso ora ci arriviamo. Allora, abbiamo analizzato quelle che sono state le ammonizioni, perché ricordiamo ai telespettatori che le ammonizioni pesano e quindi dobbiamo far capire anche ai telespettatori, quando un arbitro prende un provvedimento disciplinare, specialmente in questo momento, prendere un'ammonizione significa andare in diffida, significa che la prossima partita, se prendi un giallo, non giochi la terza partita se passi il turno. Partiamo da questo episodio e facciamo subito contento lo spettatore di Lecce, Rosario, che scrive un messaggio dove dice che l'arbitro ha fatto un errore madornale in questa situazione, e gli dico che ha ragione perché non ha commesso un solo errore, ne ha commessi 2 nella stessa azione. Uno, perché il fallo che voi vedete non ha nulla di imprudente, quindi non necessitava di un intervento immediato dell'arbitro, e anche se lo fosse stato imprudente, l'arbitro in questa circostanza qua, a prescindere, doveva concedere la norma del vantaggio, far continuare l'azione, invece interrompe il gioco e per avvalorare, tra virgolette, quello che è stato il suo intervento, combina un'ammonizione che secondo me è completamente inesistente, perché qua c'è semplicemente una spinta da parte di Battistini, l'arbitro viene ingannato dal fatto che vede le gambe di Cicerelli, mi sembra, Cicerelli, che si piegano, e quindi sembra quasi un contatto da dietro a velocità normale, sembrava un contatto imprudente, in realtà non c'è nulla di tutto questo. Fossi stato l'arbitro avrei fatto continuare l'azione e vi dico di più, non avrei nemmeno ammonito. Qual è la casistica del regolamento che impone all'arbitro di fermare il gioco solo in quell'istante, senza pensare di poter dare il vantaggio cosiddetto? Allora, facciamo subito, se il giocatore fosse già stato ammonito e c'è un fallo imprudente, l'arbitro deve immediatamente intervenire, fermare il gioco ed espellerlo. Quando è che c'è l'eccezione del caso? Quando c'è immediatezza nell'azione, in uno sviluppo di situazione da rete, che non è questa, ma di fronte ad una porta dove un giocatore viene atterrato e magari al limite dell'area viene atterrato, ma c'è un giocatore che sta segnando la rete. Solo in quel caso lì l'arbitro può far continuare, se l'azione non si conclude a rete, interrompere immediatamente, ammonire il giocatore per intervento imprudente e fare la somma di ammonizioni. Nel caso in cui invece quello che è successo a Cosenza, se voi ricordate, a Cosenza c'è stata una situazione dove un giocatore del Cosenza commise un fallo, un intervento, a Crotone.
Crotone, No, Cosenza. era Cosenza. Era Cosenza, dove nel caso in cui il giocatore è già ammonito, ma c'è un'importante azione di gioco, uno sviluppo di azione di gioco e il fallo è riconducibile ad una SPA, quindi all'interruzione di un'importante azione di gioco, il giocatore viene atterrato, l'arbitro in quel caso li deve far continuare perché il fallo non impedisce, cioè la causa del fallo non porta allo sviluppo, all'impedimento dello sviluppo. Allora, abbiamo visto dell'azione di soltanto gioco. uno di ammonizione. Sì, no, ma tanto facciamo Sì. la svelta, perché gli altri sono secondo me legittimi, corretti, sia quello di Miceli che questo intervento. Qua diciamo che c'è un'altissima cripta, c'è un'altissima intensità nell'intervento, ma gli elementi per andare a un'espulsione un po' recriminata anche da Casasola non ci sono, perché il piede schiaccia sul terreno di gioco, l'intervento è ai limiti, diciamo, della vigoria sproporzionata, è proprio, vedete, però il piede schiaccia a terra. Se quel piede con questa intensità avesse preso la tibia del giocatore, sarebbe stata espulsione diretta. Era forte comunque. Sì, no, che protestava Casasola. Ah, ok, Casasola, Allora, lo sappiamo. abbiamo all'ammonizione a Miceli, La munizione, abbiamo le due ammonizioni, perché abbiamo avuto 2 ammonizioni nel primo tempo contro i giocatori del Lecco e 2 ammonizioni nel secondo tempo, una a Miceli e l'altra a Menez. Adesso vediamo quello di Miceli. Secondo me è un'ammonizione, questa qua, legittima. Secondo me sono 2 ammonizioni che il Catania poteva evitare, secondo me, interpretando l'episodio in un'altra maniera, perché è vero che qua c'è una, diciamo, come si dice, come lo chiamano, una virgola da parte del giocatore che rilancia, però secondo me se Miceli, resosi conto che era in ritardo nell'accorciare sul difensore per arrivare prima, purtroppo succede quello che succede, si arriva in maniera scomposta, in ritardo, e questa la posizione del piede è simile alla posizione del piede del giocatore del Lecco nell'ammonizione che abbiamo visto in precedenza. Sì, quindi questo è il giallo, piede a terra, questo è questo è giallo giallo tutta la vita. Allora, secondo me evitabile era anche l'ammonizione di Menez, perché secondo me andare alla ricerca di bloccare un giocatore prendendolo per le spalle, sinceramente, con una proposizione dove lui in velocità poteva rincorrere tranquillamente il giocatore, disturbarlo, invece vedete Jimenez rallenta e si prende un cartellino giallo che secondo me era evitabilissimo. Ricordiamo che un cartellino giallo oggi pesa tantissimo, perché un giocatore come Jimenez e l'importanza di Jimenez, se nella partita di mercoledì per qualsiasi futile motivo, e ha anche rischiato tra l'altro di prendere il secondo cartellino giallo su una protesta per una cosa che tra l'altro il mister Toscano aveva ragione e che gli è costata l'ammonizione al mister, Sì, però quella prendere mancata un'ammonizione, sulla io bandierina l'invito di che destra. faccio ai giocatori del Catania, se ci ascoltano, o anche allo staff tecnico se ci ascolta, è di fare un discorso ben preciso, cioè l'ammonizione di giocarsene veramente quando all'estrema razio, proprio a estremi rimedi estremi. Questo non è un rimedio estremo, questo Prima qua è passato- è un cartellino giallo secondo me completamente regalato, e qui chiudo. Però passato la cosa un importante, Guaini non è stato ammonito. E volevo infatti dire qualche proprio giocatore, questo. infatti qualche giocatore dice Guaini non sta bene, riconoscibile, non è stato ammonito. No, Guaini irriconoscibile, non è stato ammonito. No, per carità, invece è importante che non venga ammonito in questo momento, anche perché il Catania manca in quella zona del campo di giocatori, Corbari è infortunato, Di Noia mezzo. Mercoledì ci sarà. Mercoledì ci sarà. Comunque in ogni caso il Catania ha bisogno assolutamente di centrocampisti, ed è per questo che penso che Jimenez non verrà schierato dal primo minuto mercoledì. Poi ci confronteremo Può darsi che mi sulle- sbaglio. Vedremo. Ci Giulio, un paio mancherebbe. di messaggi prima di fermarci. A me piace Patenè perché crede nelle favole, quindi complimenti, ti scrive Francesco e ti augura anche una buona serata, hai visto? Poi ancora per Patenè, calmati, stai facendo confusione. Poi per Micale Però ospite... scusami Giulio, dovete Sì, comprendere che il Patenè è rientrato praticamente dalla Adesso. trasferta esattamente. Sta rientrando. Stiamo rientrando. Ora prima della Ancora c'è trasmissione. l'adrenalina, quindi. Posso fare una battuta prima di andare avanti? Certo. È stata una puntata bellissima l'altra volta, Sì. quando c'era ospite Guerini, perché Come? tu non avevi la voce e non hai parlato. Esatto. Ed è stata Oggi una puntata la splendida. migliore di tutte le puntate. Andiamo avanti. Micale ospite fisso è unico, lo scrive Anna. E poi vedere Cicerelli prendere la palla da terzino sinistro è terribile. Buonasera a tutto lo studio, io ci credo, si potrebbe fare un programma di 3 ore con questi ospiti? Stiamo calmi, non ci agitiamo. Ecco, Non questa è esageriamo. Si colpa devono di Gagliardo. accontentare della differita che insieme alla diretta fa 3 ore. Esatto. Questo è anche vero. Ecco, si può è fare. vero. L'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio, il Catania a Catania farà la differenza, non ci saranno problemi se giocherà con 2 punti in attacco, quindi Caturano e Rolfini. Insomma, ieri io ci ho provato chissà. con È Forte, vero. l'ho stuzzicato un poco, però insomma
risultati Gagliano è scadenti. Zero assolutamente. Angelo, Gagliano è straordinario, perché la domanda, sapendo quale sarebbe stata la risposta di Toscano, e quindi ovviamente non gliela fa, perché lo avrebbe guardato con gli occhi del cannibale, ma gliela fa forte. Il povero ragazzo ovviamente non sa cosa rispondere, anche se posso dirti la sensazione al campo che ha avuto è che Forte stia diventando un leader di questa squadra. Ha parlato. Angelo, ma è solo e praticamente predica No, nei 16 metri parla. Ma avversari. possiamo una volta per tutte dire qual è il vero problema del Catania? Il problema del Catania non sono gli attaccanti, perché gli attaccanti per riuscire a segnare devono essere serviti. Per riuscire a servire questi attaccanti o qualcuno si decide a spostare il baricentro di questa squadra di 15-20 metri più avanti. Vai al ristorante, Esatto. direttore, e non ti servono da mangiare, nessuno mangia. Nessuno mangia. 15-20 metri più avanti, soprattutto far giocare 15-20 metri più avanti probabilmente i 2 trequartisti, e forse chissà, magari riusciamo a vedere qualche gol, perché così se no diventa complicato, anche perché non è che il Catania è molto fortunato da questo punto di vista. Ci sono squadre che creano un'azione da gol e segnano. Il Catania ne deve creare almeno 5 per riuscire a segnare, perché c'è sempre o una traversa o un tiro sballato o una giusta parata del portiere. Ci sta, ci dobbiamo fermare. Fra poco torniamo, riprendiamo Pagelle. con le pagelle e poi abbiamo un paio di grafiche ancora da fare vedere. Tutto questo fra pochissimo sveleremo, insomma, cercheremo di capire come potrebbe giocare anche il Catania. Ha preparato il tabellone del Roland Garros. Esattamente. Ci vediamo fra È poco. inutile state con parlare noi. del Roland Garros, tanto già si sa chi vince. A dopo. Allora, eccoci di nuovo insieme, ricominciamo da dove praticamente siamo fermati, cioè dalle pagelle, cominciando dal migliore. E allora, Giulia. Ne abbiamo parlato poco fa e a proposito di Francesco Forte è stato proprio lui il migliore della partita disputata e con voto 7. Nei 16 metri riceve 2 palloni e li trasforma in altrettante occasioni da gol, associandoci un incessante lavoro di raccordo con i mediani e gli esterni. Così reattivo non si ammirava da tempo, il ritiro gli ha restituito freschezza e determinazione, qualità esibite quando in contropiede arpiona di testa il cross di Casasola, stampando il pallone sulla traversa a Furlan battuto. Nella ripresa mantiene visibilità a centro area, ma viene raggiunto soltanto da Jimenez sui titoli di coda, per scagliare a rete la violenta conclusione di sinistro, respinta in tuffo dal portiere. Questo è stato il migliore. È la premessa che condivido perfettamente, è quella sulla quale il Catania deve certamente lavorare. Le sono le prime 3 parole: riceve soltanto 2 palloni nei 16 metri. Questo è l'incipit del ragionamento che il Catania dovrà affrontare dalle prossime partite in avanti. Poi Campetto? che sia il migliore non ci sono dubbi. Vediamo il campetto. Sì, andiamo a vedere adesso invece il campetto, che c'è una sfilza di 6, Dini 6,5, Ierardi 6, Allegretto che poi prende il suo posto anche per lui 6 per Miceli, 6,5 Pieraccini, 6 Casasola, Raimo pure lui 6 che prende poi il suo posto, Quaini 6,5, Di Tacchio 6 insieme a Celli, Bruzzaniti 5,5, D'Ausilio 6 che poi prende il suo posto, 6 per Cicerelli, 6 anche per Jimenez, Forte 7 e 6 anche per l'allenatore Toscano. Non è possibile che Alessandro abbia fatto queste pagelle, nel senso... Ce l'hai accanto, Alessandro. Non è possibile, avrei sbagliato in grafica quel 5,5 Bruzzaniti. Sono d'accordo. Perché là ovviamente o eri così tra le braccia di tua moglie Allora, che ti stava coccolando. Posso dire una cosa? No, ma non puoi dire nulla. No. Dai, Bruzzaniti forza. ha Non preso puoi. parte alla Non fase della puoi. partita in cui il Catania Non era puoi più dire lungo. Bruzzaniti ha preso parte. 5,5. Ma l'hai visto solo tu? Ma chi l'ha guardato? Ma Cioè, gli altri Bruzzaniti- attaccanti, Cicerelli cosa ha fatto il primo tempo? Bruzzaniti è un Cicerelli giocatore cosa ha fatto il in primo questo momento assolutamente controproducente per il Catania. No, questo non lo puoi Abbiamo dire. Controproducente, giocato stai con scherzando? un uomo in meno, sì. Ma giochi controproducente cosa? In un contesto di attacco dove ieri non funzionava nulla, no, controproducente. l'abbiamo detto finora, l'hai detto fino a poco fa. Cosa? Hai fatto il manifesto della puntata, il Catania offensivamente non mi piace. Ed è cioè, il Seat Bruzzaniti Toscano. e Cicerelli hanno fatto quello che... Il Seat Toscano. Il Seat Toscano nasce dall'aver scelto Bruzzaniti, che in questo momento è un giocatore che evidentemente non si è calato non sono prima d'accordo. nella realtà di Catania Assolutamente e non sono poi d'accordo. non si è calato ancora nella realtà dei playoff. Mi dispiace, ma non Scusami sono tanto, d'accordo. amico mio, stati in panchina. Come?
Abbiamo parlato tante volte di Caturano, giocatore, papà, via, torna a casa, oggi è diventato un mago, invece non possiamo parlare di un giocatore al quale abbiamo dato Ma non fiducia, si può dare la al croce quale a un giocatore che ha preso al parte quale a un abbiamo- brano di partita dove il Alessandro, Catania offensivamente il ha fatto un tiro. Il brano di partita del Catania Padanè, Bagliasini, che dobbiamo nasce No. da una Non sono assolutamente Se mi dici che la prestazione non è da inconsistenza. 5,5 ma è da 5 possiamo essere d'accordo. È da 4. Ma non mi dire che Bruzzaniti è un da giocatore 4. controproducente In per il questo Catania, momento sì. proprio non può Assolutamente. passare Perché? neanche per sogno. Cerco di mettervi d'accordo Scusa, tutte e due. ascolta, Padanè, scusami, scusa, lo dico io, ascolta. adesso basta, Hai Padanè, ragione. stop, basta. Hai ragione, Allora, hai facciamo così. Se Posso mi dici fare una così, domanda? sì. Io A dico tutti gli semplicemente- operatori di mercato di State tutta la calmi, Serie tutti C tranquilli. Sì. Questo non è... sono sotto effetto di Io- stupefacenti. io- Permettetemi, mercato, Padanè, Tutta la Serie C ha cercato non il è Benevento, possibile, la non Salernitana, tutta, il operatori Brescia, di tutta. mercato Padanè, sono impazziti. Bagliasini. hanno portato a Padanè. Catania Viali Allora, facciamo questi una cosa. operatori di mercato. Sto parlando delle altre squadre, sto parlando delle altre squadre. Abbiamo capito che su Bruzzaniti lo Bruzzaniti volevano, non il Brescia, d'accordo. Salernitana e Benevento. siamo presi noi. Sono tutti scecchi, Sì, tutti giusto? basta. ci siamo presi noi. Allora, No, mentre noi lasciamo un Chi? Non è giocatore possibile, alla ragazzi. Salernitana. Anastasio. No, Questa è l'ispirazione del grande fratello. No, Vado avanti non è che possibile adesso- così. Ti ripeto, ti ripeto. Scusate, la Bruzzaniti trasmissione, è un patrimonio volevo del dirvi Catania. però un patrimonio cortesemente, dell'umanità. Padanè, Un la patrimonio trasmissione dell'UNESCO. la facciamo Ha ragione. per tutti, non è una questione soltanto per voi. Noi due. lasciamo Adesso- Lescano alla adesso Salernitana, vorrei ci sentire- prendiamo Bruxelles. Vorrei Cari sentire Milani, cosa gli dice scienziati. Michele su questa cosa. Poi se Padanè, mercoledì fa un vorrei gol, poi ti sapere faccio solo- Maramea. basta, state calmi. Deve fare 16. Padanè, 16 per dobbiamo fare di fare? Maramea. che dobbiamo fare? Che Padanè? cosa dobbiamo Scusi, per no. capirlo? Se no me No, ne quel vado 5 e direttamente. mezzo. Angelo, quel 5 e Allora, mezzo basta non lo- così. Bruzzaniti, Sì. nel Pineto, dove giocava? Esterno d'attacco. In che posizione? A A quanti sinistra. metri distante dalla sinistra. porta? Quanti metri distante dalla 20 porta? metri. Bene. A Bruzzaniti, a Catania in questo momento, a quanti metri dalla porta gioca? 40 metri. Appunto. E Ecco. quindi E dico, quindi- non è corretto Allora quello il che dice problema, non lui. è il problema non è questo, il problema è Bruzzaniti ha deciso lui di giocare 40 metri distante dalla porta o c'è qualcuno che gli ha detto che tu non devi superare questo limite? Se no state discutendo praticamente tutte e due del nulla. Angelo, Ma non se può per dire che è un questo- giocatore controproducente. Io non sto momento, entrando sì. neanche nel C'era merito di quello bella che dice differenza. Padanè. Tra mezzo tempo fatto male e dire che è controproducente mezzo c'è tempo. una Hanno cosa. ripreso un'altra volta. Infatti, Non è possibile, guarda, mica io me ne vado. Padanè, guarda, Poi facciamo giovedì- così. poi giovedì ne la riparliamo. prossima settimana. Allora lui aspetta No, che no, Bruzzaniti no, faccia no, un gol di no, San la Marameo. prossima Allora, settimana. facciamo una Fai cosa, anche se sulle Bruzzaniti mercoledì Mi fa fai 2 Marameo. gol, tu giovedì non ti siedi. Ok, Guarda, basta. allora, su quello. E se non Patto, fa- patto espresso, non mi siedo io. Basta, la dovete finire. Padanè, siedo io. Neanche al bar. non è possibile. Non mi siedo io. La finiamo, basta, stop. Finitela. Allora, volevo dire soltanto una cosa. Lui dice che tu non ti siedi, tu dici che non si siede lui, No. facciamo che non vi sedete tutte e due Esatto, e bravo. così vi mettiamo a Una giornata posto. di squalifica. Grazie Sant'Antonio, andiamo avanti. Basta dai. così, allora, Avanti. che cosa vogliamo fare adesso dopo tutte queste chiacchiere? Vorrei capire una cosa. Padanè, Michele ha fatto una riflessione su quello che dicevate voi, cioè su Bruzzaniti dove gioca, dove è posizionate, ma non è soltanto il problema Bruzzaniti, il problema sono i trequartisti del Catania che giocano praticamente non nella posizione di attaccanti. Quello che abbiamo sentito prima con il nostro telespettatore che sottolineava il fatto che Cicerelli fa il terzino sinistro. Cicerelli fa il terzino sinistro perché molto spesso si sacrifica, cosa che ricorderete nel Catania della Serie A faceva spesso Mascara, che giocava però a 10 metri dalla linea della porta, cioè era un attaccante per il Catania Mascara in quelle condizioni e il Catania giocava però un 4-3-3, era un modo diverso di giocare. Come uno che avrebbe detto non mischiamo la cioccolata. No, con la- lasciamo stare, io sto Mascara. dicendo semplicemente che è una questione di filosofia calcistica, il modo di interpretare il ruolo sulla base delle indicazioni che vengono date praticamente dalla panchina. Ora però noi in questo momento non è che dobbiamo fare discussioni su come e perché. Questa è la situazione e questo era il Catania che abbiamo visto per tutto l'anno, non possiamo certo pensare che
esattamente per i playoff, nelle 6 partite di playoff cambia tutto magicamente. Assolutamente no. Questo ci esattamente. Però c'è una cosa che bisogna chiarire un attimo. Quando il Catania gioca in trasferta ci sta anche che abbia delle posizioni in campo di un certo tipo, cioè non sta giocando in casa. È chiaro che però il problema, se il Catania segna poco, è dovuto anche a un certo tipo di impostazione che magari porta il Catania ad essere la squadra che ha subito, credo, meno gol in tutti i campionati o qualcosa di similare. Io non amo molto le statistiche, ma mi sembra che il Catania comunque sia lì, e questo è a dimostrazione anche di un sistema di gioco che funziona. Il problema è che nelle partite nel calcio bisogna anche vincerle. Allora vediamo un attimino come reagirà adesso il Catania giocando in casa. Lo abbiamo visto a Lecco giocare in un campo, chiamiamolo campo, insomma, voi pensate al lago di Como, pensate a Manzoni, ma insomma quel campo fa schifo comunque, a prescindere. Però a parte questo, non mi dire che è un buon campo dove si può giocare in ogni caso, ma poco importa. Vediamo invece cosa succederà mercoledì, quando il Catania dovrà giocare contro il Lecco. Io non credo che Toscano in questo caso imposterà la partita per il pareggio, perché sarebbe una follia. No, sarebbe un suicidio. Vabbè. E cosa ne importa? No, scusate. Ora ci arriviamo. Adesso ci arriviamo con calma perché abbiamo... Ricordo a me stesso, Bruzzeniti ha giocato 18 spezzoni di partita, 18 partite, ha fatto 2 gol, 2 assist. Però se no torniamo indietro con le puntate. Dobbiamo andare avanti, io ti faccio vedere quello che tu pensavi di forte fino a qualche mese fa. 18 spezzoni di 18 da 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, vuol dire che se l'è meritato. Stanno ripreso un'altra volta. Mandiamo la pubblicità? No, la pubblicità no, vorrei sentire qualche messaggio da casa, così magari calmiamo gli animi qui in studio. Dai, sembriamo in un'aula di tribunale, questo è quello che scrivono. E certo, poi... ci sono 2 avvocati. Capito, quindi d'accordissimo con Patanè, Bruzzeniti meritava 4, inesistente, e deve pure stare in panchina. Poi Michele ha ragione, il problema del Catania non sono gli attaccanti, il problema è il sistema di gioco che usa Toscano, è molto difensivista, giusto? Vedi il nostro cannoniere, 8 gol. Buonasera, la colpa non è degli attaccanti, certo possono sbagliare, ma se venissero serviti con più cross e qualcuno che salti l'uomo, speriamo che mercoledì appunto questa cosa la facciano. Ci vuole un miracolo per andare in Serie B, siamo senza gioco, scrive Mirko. No, non ci vuole un miracolo, ci vuole che siamo tutti quanti in questo momento coesi nel non pretendere cose. Certo, demolendo Bruzzeniti siamo tutti coesi, perché quale pulpito l'ha detto un minuto fa, è controproducente. Ora siamo tutti coesi. Complimenti. Mezzo, bravo allora, Johnny, bravo. No, però voglio dire, ora non voglio difendere nessuno, però 5,5 è la valutazione della partita, di quello che è successo in un certo contesto. Tu puoi dire, per me meritava 4, per me meritava 4 e l'avremmo finita lì. Invece abbiamo fatto un quarto d'ora del nulla, di chiacchiere, di discussioni. Ma non è finita perché state continuando. Basta. Ribadisco, dobbiamo essere tutti coesi e anche coerenti quando facciamo le pagelle. Perché se siamo coesi e diciamo bene, questa è la situazione. Sto mandando la pubblicità. Facciamo così, mettiamo la pubblicità che è meglio, così ci rilassiamo un poco e stemperiamo gli animi. Allora Giulia, pazienta un po', adesso torniamo da te perché so che c'è uno solo, me lo leggi un solo messaggio. Sì, guarda, ce n'è uno per te. Povero Gagliano, anche con i capelli spettinati, sta impazzendo. E poi ancora sempre per Bruzzeniti, ma Bruzzeniti nel Pineto non giocava a sinistra. L'ha detto prima Michele, no? Se non sbaglio. Vero, però visto che dobbiamo costruire, voglio sottolineare come è entrato in campo Raimo, uno di quei ragazzi dove concordemente con Alessandro abbiamo dato fiducia perché abbiamo visto anche la concentrazione, è entrato in campo in una partita, in un momento delicato della gara, e mi ha fatto davvero una buonissima impressione. Anche Andrea Allegretto. Parlo del dato comportamentale, caratteriale, adesso al netto delle discussioni che possiamo fare, desidero e desideriamo tutti quanti vedere, al netto dei limiti tecnici che possiamo avere tutti quanti, giocatori compresi. Padanè, alle 22:15 finiamo, quindi se... Ci hanno detto mezz'ora in più oggi. No, non ce n'è mezz'ora in più, Padanè. Giocatori come Raimo e come Forte dimostrano quello che deve essere l'approccio, anche Allegretto ad esempio, l'approccio a questa fase dei playoff. Posso dire una cosa su Allegretto? Certo. Ci sono delle trattative abbastanza avanzate per il rinnovo di contratto di Allegretto, il cui contratto scadrebbe il 30 giugno. Mi stupirei del fatto che normalmente a Catania rinnovano contratti a chiunque
Sì, giusto d'Allegretto, che tutto sommato mi sembra che abbia fatto un buon campionato, sarebbe davvero stupefacente. Si parla di un biennale. Se lo merita. Allora, Alessandro, abbiamo da vedere Il Lecco, Prima la facciamo il scheda Lecco. sul Lecco, prossimo avversario, per capire meglio. Come non abbiamo parlato stasera del Lecco, adesso ne riparliamo. Cerchiamo di entrare più nel dettaglio sul rendimento esterno del Lecco, chiaramente riferito alla stagione regolare. Il Lecco ha fatto nelle ultime 8 trasferte di campionato 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Non pareggia fuori casa in campionato dal 31 gennaio, Trento Lecco 1-1. Ha come rendimento complessivo fuori casa in campionato 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, 24 gol fatti e 18 subiti. Tra i marcatori 11 gol Sipos, 5 gol Metlica, che è il centrocampista a cui faceva riferimento prima Angelo, che era assente ieri e che sarà un turno di disponibile mercoledì. 4 gol Conatezza nel lato Parker e Furrer e 3 gol Duca altro giocatore che ha scontato, a cui è stata abbonata una giornata di squalifica e sarà disponibile per la partita Sono di due ritorno. giocatori, Alessandro, che tu sai benissimo, Sì, che a centrocampo cambiano il ritmo, esatto, cambiano il fanno ritmo. parte integrante Sì. dell'ossatura Il titolare. del Lecco. Restiamo sulla schermata per rivedere un po' la formazione che ha schierato ieri Valente, questo 3-5-2. Con la sostituzione al fine del primo tempo di Tanco per problemi fisici, è entrato al suo posto Luca Marrone, e poi la possibilità in chiave Massimino appunto dell'inserimento in squadra di Metlica e Duca, che rientrano alla squalifica, e appunto le indisponibilità di Rizzo e Furrer, che già erano indisponibili per ieri, e Tanco, che appunto dicevamo prima è uscito alla fine del primo tempo per probabili Potrebbe guai spostare muscolari. Alessandro Urso sull'altra corsia, far entrare in campo Duca, che invece è quello che presidia normalmente, e Critta Mezzala e potrebbe Critta Mezzala, fare, esce Bonaiti, e quella potrebbe essere la struttura sulla quale il Lecco proverà a cercare di ottenere il miglior risultato a Catania, che torno a dire, penso, dopo averne parlato anche con tecnici che osservano, hanno osservato tutto il campionato del Lecco, potrebbe utilizzare una stratagemma di far giocare il Catania e contenerlo per mezz'ora di partita, e noi abbiamo l'anello al naso, esatto. E quindi stiamo là a fare il gioco del Lecco. Perfetto, sì, ma sì. l'idea potrebbe, sicuramente. d'accordo, ma l'idea potrebbe essere questa, quindi attenzione all'ultima mezz'ora. Una grande idea, Sì. inedita. Però poi la devi mettere in campo. No, e io ti dico che se il Catania gioca da Catania, già al primo tempo la situazione è abbastanza che le delineata. tue parole salgono in Come cielo. potenziale rispetto alla partita d'andata ne ha molto di più a crescere il Catania che non il Lecco. Normale, d'altronde loro sono reduci già da 3 partite, Perfetto. hanno giocato la quarta, noi siamo da solo alla seconda, era la prima partita ed era forse lo scoglio più significativo. La ripresa dopo 20 giorni era l'aspetto che bisognava superare indenni. Ci siamo riusciti, dovevamo forse ottenere qualcosa in più, potevamo farlo, non lo abbiamo fatto, ma ciò non toglie che la partita di ritorno deve essere la prima partita di una serie di partite che devono essere orientate su questo sono in maniera diversa. Allora, prima di vedere la prossima grafica vorrei tornare a casa, così magari facciamo sentire un po' di telespettatori, qualche messaggio dei telespettatori. Fuori casa il Catania è un'altra squadra, non si sale con questa mentalità. Toscano ha capito che in questo momento più di questo non può ottenere da questa squadra perché troppi calciatori fuori condizione. I dati del GPS non dicono questo. Esatto. I dati dell'infermeria però confermano che ancora ieri, Alessandro, per essere chiari, quelli che hanno giocato ieri come dati GPS, ripeto, toccano livelli del periodo novembre-dicembre. Dobbiamo anche dire un'altra cosa, scusami, che il Catania nella parte finale di partita è cresciuto tanto rispetto a quello che si era visto, diciamo, nella parte per tutti i 90, quasi 90 minuti della partita. Negli ultimi 6-7 minuti il Catania ha corso di più. Che la preparazione ai playoff sia stata fatta in maniera attenta e sicuro. Quello che rimangono. Con tutto il rispetto per la preparazione, per il GPS, per il contagiri, per tutto quello che volete voi, se il Catania non ritrova il Casasola che dico io e il Donnarumma che dico io,
saranno problemi seri per questi playoff. Se il Catania ritrova il Casasola all'80% di quello che abbiamo visto, io... Però ieri sono, diciamo che sono abbiamo due visto pilastri qualcosina. del sistema di gioco, cioè, perché se gli levi gli esterni a Toscano, se giochi con 3-4-2-1, se non c'hai gli esterni che spingono, non si Comunque a sviluppa. breve questo discorso tornerà d'attualità perché andremo a esaminare la probabile formazione per mercoledì. Messaggi da casa. Questo è il vero peccato. Peccato, Il vero sì. peccato è Lunetta, perché se il tabellino del GPS dice che corrono, il tabellino dell'infermeria dice che In questo ancora, momento Lunetta non corre. ancora non si riprende. Quindi- Lunetta ha Lunetta. ripreso a correre. Sì, ma non Lunetta ha ripreso a correre domenica, ovviamente era in sede, bisogna capire se è arruolabile. Alessandro, quando. è chiaro che non può fare quello che stanno facendo i certamente compagni di sì, squadra, in questo certamente senso, sì. dicevo io. Sì. Vado. Se a gennaio davano a Toscano, Lescano è un centrocampista che abbina alla quantità, qualità, il suo sistema di gioco ci portava a quest'ora in Serie B senza nemmeno i playoff. Lo condivido assolutamente. Sì, ma prendi Lescano per dare chi? Cosa? Se entra Lescano a gennaio, chi esce? Scusami tanto, ma qualcuno ti ha detto di andare a prendere Carnielutti? Scusa, rispondimi sull'attacco, chi esce per lo Lescano? Se arriva Lescano uno lo devi dare. Chi lo devi esce? dare, non esce nessuno, Chi? se devi vincere questo campionato non prendi No, Carnielutti. Angelo, chiedo scusa, Perché? la lista è fatta di 23. Non prendi Carnielutti, cioè tu mi devi dire che apporto ha dato questo giocatore che è costato un sacco di soldi alla squadra e quale apporto ha dato alla... Per essere coesi, al progetto. anche questo. Non c'è, No, allora sono due. ma allora non Li mi fai- sega tutti, ma non così mi fai. fai- Rimaniamo coesi, ragazzi. Meno male che sta finendo, perché sennò tutti e 23 li accartoccia e siamo a posto. Ma ha bisogno di essere segato, ragazzi. Si è segato, lui non si è segato perché ha trovato un No, tu contratto hai detto- pazzesco. Lui si è Fai fatto un sì, contratto. Tu hai Silenzio, detto che è meglio in questo Lescano, io ti ho momento. chiesto È ma meglio Lescano al posto di chi? Guardate Chi Michele, Michele è è andati disperato. Non prendi Carnielutti Guardate. e prendi le scale. Ascolta, vabbè. Allora, su Stop. questo ci può stare. Dai. Andiamo. No, Vado. piuttosto non prendi Carnielutti e prendi un altro centrocampista, che è una cosa... Iasinni, non gettare benzina sul fuoco, tu però. No, perché c'era Ma la come presenza Chi esce? Ma Chi stasera esce? è ingestibile. devi vincere il campionato. Cioè, resti con 4 Ma è attaccanti, possibile? Non è Caturano, possibile. Forte, Ma esce Lescano e Rolfini. Settimana esce prossima Rossini. collegati Ma da dai. esterna tutti e due, Ma non sì, sarete dal giovedì qui Massimino, in studio. dal Massimino. Allora, Per andare in B bisogna vincere, per vincere bisogna fare gol. Questa squadra non riesce a costruire, è sempre stato così, cerchiamo di essere ottimisti, ma la realtà è questa. Il Lecco ieri ha mostrato di essere un avversario rognoso, mercoledì quindi concentrazione massima e non sottovalutiamo l'avversario. Per quanto riguarda invece Caturano sarà la ciliegina sulla torta di questi play-off. E poi questo messaggio, col sostegno del Massimino la palla deve entrare praticamente da sola, ci vabbè, questo è un scrivono. bel messaggio, questo è sì, veramente... Allora, qui c'è unità di intenti nel messaggio di questo nostro telespettatore. Vediamo un attimo come potrebbe giocare invece il Perché Catania. scusa Angelo, finora non c'è stata coesione. Non ti ci mettere anche tu, Max, veramente. Allora stasera è finita. Allora andiamo su Alessandro. così, la formazione che abbiamo provato a immaginare. Cambiamenti in difesa. Celli torna a fare il braccetto. Gherardi il braccetto di destra, potrebbe giocare Pieraccini al posto di Miceli. Torna a sinistra Donnarumma a ricomporre la coppia di quinti invocata da Angelo Micale, Casasola Donnarumma. Quaini di Tacchio non si discute. Bruzzaniti l'ha fatto fuori Patanè, mettiamo i Menez, Cicerelli e Forte. Questa potrebbe anche Voglio capire essere come vorrebbe fare un'idea quei di gol formazione. Bruzzaniti o starmi a casa se non l'hai messo manco in campo. In corsa, Ah, in corsa. ancora meglio. Con GPS. Col GPS. In corsa. La Io non formazione mi stupirei se invece Toscano facesse delle modifiche rispetto a quella formazione che abbiamo visto. Sono assolutamente convinto che invece possa giocare anche in maniera un po' più offensiva con Jimenez al centrocampo e probabilmente mettendo invece d'ausilio come altro esterno ad aiutare Forte, e questo potrebbe dare anche qualche soluzione in più, perché Jimenez ha un'inventiva che magari gli altri centrocampisti, quelli di Tacchio, sono più difensivi per certi aspetti. Sono fondamentali, per carità, però qui torniamo sempre al discorso dei numeri.
A me piacerebbe che il Catania giocasse con 3 centrocampisti, ma non ci sono. Che però purtroppo non ci sono. Anche volendo in questo momento, Angelo. Mi piacerebbe tanto che il Catania giocasse con 2 punte, ma ci sono, ma non si giocano. ci sono, ma non ci sono. Quindi Attendere, prego. Bisogna aspettare. A malincuore dico che la formazione Gli piace. mi È piace. sgarzolina, No, non ci posso solo, credere, è guarda. molto vicina a quella che immaginavo, tanto è vero che cosa farebbe Toscano? Toglie un Ammonito lì al centro della difesa e ne mette uno come Pieraccini, che comunque è un giocatore rapido, mantiene per lui il punto che non si tocca, sono Guaini e Di Tacchio, lì fin tanto che nessuno viene ammonito per lui saranno il credo generale, giocherà probabilmente Menez, forse ho il dubbio su D'Ausilio, bisogna capire come la vuole giocare questa partita e gioca forte al primo minuto. Questa formazione, ma avevamo azzeccato, a parte gli scherzi adesso, anche la formazione di Lecco l'avevamo individuata, non ci vuole molto a comprendere, a leggere Toscano. Può essere un pregio, può essere un difetto, ma Toscano così è e così non cambierà. Mancano 30 secondi alle 22:15. Che arbitro ti aspetti, Max, per mercoledì? Di Francesco. Guarda, allora, fossi io il disegnatore farei delle valutazioni attente, nel senso che comunque al di là che si gioca al Massimino, quello, diciamo, l'elemento che può condizionare molto l'arbitraggio è sicuramente l'ambiente, non tanto secondo me la difficoltà della gara, perché comunque ieri hanno dimostrato che le due squadre sono due squadre. Il Catania di per sé, l'ho sempre detto all'inizio del campionato, è una squadra molto corretta, al di là delle ammonizioni di Guaini che fa parte delle sue caratteristiche, però anche il Lecco si è dimostrata comunque una squadra molto corretta, quindi non è un Ravenna Salernitana, anche se partono dal 2-0. Paradossalmente per me è più difficile fare Ravenna Salernitana che partono dal 2-0 piuttosto che fare Catania Lecco 0-0, quindi mi aspetto un arbitro, può darsi anche uno Striamo. Allora, l'ultimo messaggio. Hanno arbitrato ieri, mi pare, Striamo. Ragazzi, no, non mi pare. No, sì, era fuori, arbitrato. Sì, arbitrato. Sì. devo chiudere. Però ecco, nel senso non un quinto anno, non un arbitro espertissimo. L'ultimo messaggio di Giulia. L'ultimo messaggio è questo. Il direttore Michele a quest'ora starà pensando: ma meno male Caminni. È vero? Questo non è male. No, era riferito quando avevi le mani in testa. Grazie Giulia per questo Grazie a tutti voi, grazie per averci seguito, buonanotte. Grazie Giulia, ci dobbiamo fermare, grazie a Max Velotto. Grazie a voi. Ad Angelo Micale, Alessandro Buonasera. Iasini e Angelo Patanè che non Ci staranno vediamo fra 2 puntate. Ora vediamo quando vi vedrete tutte e due insieme, soprattutto, questa è la cosa più importante. Adesso facciamo così, fra poco c'è la differita e integrata partita tra il Lecco ed il Catania, il commento come sempre è affidato anche a Marco Carli che avrà un commento tecnico diverso, ci sarà con lui Ermanno che partecipa sempre alle Ermanno Florio che partecipa sempre alla trasmissione preview che gli dà una mano nell'aspetto tecnico. Dobbiamo salutare. E domani tra l'altro c'è preview. Domani c'è preview. Anche se martedì alle 14:30. Domani alle 14:30 sino alle 16. Carlo Breve ti saluta personalmente. E lo stiamo salutando in questo momento perché lui ci sta ascoltando e sappiamo che giovedì si collegherà con noi. Con chi ci sarà qui con questo studio si collegherà dalla Cina. Bene, ricordiamo che mercoledì saremo in diretta comunque con Diretta Stadio, la partita comincia alle 20:30, noi saremo qui a partire dalle 20 e poi ci ritroviamo giovedì alle 20:45 con Corner. State tutti buoni, Alessandro, Patanè, Michele, volevi dire il tabellone? No, il tabellone basta così, cosa volevi dire Max? Ci possiamo salutare così? Sì. Ci vediamo giovedì, a tutti una buona serata, buonanotte.